Andiamo a vedere insieme, Tommaso, un tweet, l'ho scelto anche perché so perfettamente che tu adesso andrai invece a difesa anziché all'attacco come fa questo telespettatore. Grillo doveva aprire il Parlamento come una scatoletta, ma in un anno è stato indisponibile a ogni cambiamento. Ora la stessa sceneggiata per l'Europa. Non è questione di difendere o non difendere, è questione di usare la logica, no? Uno che sta all'opposizione non può essere accusato di non fare la maggioranza. Cioè, quello che è successo in Italia, anche nelle accuse che muovono il Movimento 5 Stelle di fascismo, anche presunti intellettuali, vignettisti vari, cioè il fascismo è l'assenza di opposizione. Quando tu stai in maggioranza, idealmente vuoi cambiare, fai delle proposte e accusi quelli che fanno opposizione di esserci, sei tu il fascista. Quindi va ribaltato il meccanismo. Grillo non va giudicato per quello che porta a casa in Parlamento dove sta l'opposizione, perché non ha vinto le elezioni e non è stato disponibile a fare accordi, altrimenti sarebbe andato al governo e queste critiche, se nulla fosse avvenuto, sarebbero giuste. Ma va capito per il tipo di ragionamento politico che propone e che comunque, sondaggi alla mano e voti reali alla mano, attecchisce. Qual è il ragionamento? Lui dice: io faccio un trust dell'onestà tra tutti quegli italiani che non vogliono questa roba che è altra, si chiami Renzi, si chiami Bersani, si chiami Berlusconi, si chiami Monti, si chiami Casini. Perché non c'è più il bipolarismo in Italia, il bipolarismo è noi e loro, la frase con cui termina ogni argomentazione politica. Il noi significa quelli che non vogliono toccare quella maniglia se non con un mandato popolare che consente a loro di decidere da soli. E loro, quelli che fanno in qualche maniera finta di essere maggioranza o opposizione. Non è un pensiero politico che tu debba accettare, ma è un pensiero politico che molti italiani accettano e che viene corrisposto al voto. Nel momento in cui Grillo porta invece all'attenzione del proprio popolo accordi o accordicchi, ottiene l'effetto di sembrare come loro e quindi i voti li perde. Per cui i politologi italiani, con la solita lungimiranza, siccome ragionano ancora come nel 94, perché è dal 94 che scrivono le stesse cose, appena aveva espulso Orellana, hanno detto adesso crolla il Movimento 5 Stelle, come se Orellana potesse rappresentare un centesimo di voto di Grillo. Orellana non è Cavour, Orellana è come Scilipoti, esattamente identico, uno che lascia il partito che l'ha eletto per andare ipoteticamente a sostenere qualcuno che gli può dare un posto, che gli può dare una poltrona. Appena Grillo espelle Orellana sale nei sondaggi, perché il termometro di quel popolo vuole che Orellana vada a casa, non vuole che Orellana sia l'esempio di dove Grillo dovrebbe andare, altrimenti votavano Orellana. Per cui il problema italiano è sempre lo stesso, il nemico si insulta, non si comprende e quindi proprio chi dovrebbe sconfiggerlo sta dicendo e facendo cose che lo stanno aiutando, quindi lui può solo ringraziare. A proposito, tu hai intervistato proprio sull'Espresso Luigi Di Maio, che è uno dei giovani emergenti del Movimento 5 Stelle, che ha ricevuto tra l'altro un apprezzamento palese da parte proprio di Grillo. Grillo ha detto: io imparo da Di Maio anche quando sta zitto, sì. Si è emozionato Di Maio, lui non ci credeva. Naturalmente, ecco, però che cosa vuol dire? Molti hanno letto queste parole verso Di Maio come l'inizio della fase 2 nel Movimento 5 Stelle, cioè parte lo scouting interno verso le elezioni europee, verso il futuro. Sei d'accordo? Esiste questa fase 2, Grillo l'aveva detto il primo giorno, aveva detto adesso arriveranno i miei ragazzi e poi vedremo di cosa sono capaci, ognuno farà ciò che è meglio. Quindi dopo alcuni incidenti di percorso come Vito Crimi, no, che sembrava un emergente ma si è subito spento, stanno nascendo in maniera automatica, autonoma, dei leader parlamentari del Movimento 5 Stelle, perché Grillo sa che le elezioni europee possono essere in qualche modo guidate ancora dal condottiero che questa volta non abbraccia San Giovanni ma va a Bruxelles ad abbracciare idealmente quel Parlamento che lui vorrebbe ribaltare come il famoso calzino. Ma poi alle elezioni politiche lui dovrà avere un candidato premier e dovrà avere una classe dirigente che deve essere pura rispetto al ragionamento di prima, quindi non può venire da altri luoghi che dal Movimento 5 Stelle. Io ho ritenuto con il mio giornale che tra queste persone, che sono più di una, Di Maio avesse in questo momento le caratteristiche per essere un emergente, che poi non significa che ci riuscirà, ma per ciò che dice, per il ruolo che esercita, per il rapporto che ha con il leader, molto saldo ma non di dipendenza psicologica, e per quello che si vede nei comizi, negli incontri che Di Maio fa e che cominciano ad avere lo stesso entusiasmo, anche se non ovviamente gli stessi numeri della piazza di Grillo, ci sembra essere uno di quelli che Grillo nella fase 2 potrebbe mettere in prima fila in un movimento che si parlamentarizza proprio perché è nato lì, è figlio suo.